partiti da 25 anni fa, e così Marina Valdés ci può, come dire, riportare a 500-600 anni fa. Faremo un flashback al contrario, nel senso che forse la serata finirà nel 200, perché molte di queste miniature, il professor Mele ci insegna, sono arrivate negli ultimi 25 anni del 200 o sono state così costruite alla fine del 200, e quindi tutta la serata farà macchina indietro. Quindi, come dire, Marina, tu sei la più giovane, come questo luogo che evidentemente ha appena 500-600 anni rispetto al resto della serata. Prego. Grazie Stefano, ringrazio naturalmente tutti, ringrazio Mimmo Corte perché questo invito è sempre graditissimo, e naturalmente vi porto anche i saluti del sovrintendente archivistico Marinella Ferrai Coccortu, che presumibilmente verrà più tardi. Sono stata invitata appunto a parlare ancora dell'isola di San Simone, e devo dire che comunque qualcosa di nuovo c'è sempre, almeno un taglio diverso. Provo a dire qualcosa di diverso rispetto al solito, anche se chiaramente non riesco e non posso prescindere dalla storia che si mostra dai documenti dell'archivio. E visto che dobbiamo andare a ritroso, incomincio a dirvi com'è che è incominciata la ricerca, da dove è partita e dove è approdata. La ricerca, appunto, come ricordava Stefano, è incominciata per un convegno Santa Igia Capitale Giudicale, che era stata organizzata in particolare da Barbara Fois, comunque dalla facoltà di lettere, nel 1983 a novembre. C'era ancora il sovrintendente archivistico Giannino Todde, di cui abbiamo commemorato quest'anno il 25esimo della morte, e tutta la soprintendenza archivistica è stata impegnata in queste ricerche su Santa Igia, perché ancora allora, sto parlando di 27 anni fa, 26 anni fa, c'erano moltissime tracce dall'altra parte, nell'altra sponda, dove oggi c'è il cavalcavia, dove oggi c'è un grande supermercato. C'erano delle evidenti tracce di Santa Igia come capitale giudicale, e si voleva fare il punto, perché si pensava allora che in qualche modo si sarebbe riuscita a far emergere tutto ciò che restava. E devo dire che allora si trovava anche, e si poteva vedere, sempre sull'altra sponda, una bella colonna che sembrava appunto alto medievale, che sembrava quindi appartenere alla capitale giudicale, e che fa praticamente il paio, e faceva il paio, perché adesso non credo che si trovi più, con un'altra colonna ugualmente bellissima, dello stesso stile, che è nella cosiddetta cantina del vino, in questa stessa isola di San Simone. E da questo è nato il desiderio di capire. Perché l'ho fatta io questa ricerca sull'isola di San Simone? Mi ero immediatamente candidata perché allora da qualche anno studiavo e ordinavo l'archivio Amat di San Filippo, che come sapete, insomma, il barone di Sorso l'aveva acquisita all'inizio dell'Ottocento, insomma negli anni 30 era sua, dell'Ottocento, e mi ritrovavo con una serie di documenti che si riferivano ai Vico, ai Cervellon e ai Castelvì, e c'erano dei riferimenti interessanti a questa isola di San Simone per tutto questo periodo, cioè dall'Ottocento ovviamente sino ai primi del Seicento, e tutti mi riportavano
a questa casa, a questa isola, a questa proprietà che era stata di questo notaio Sabater, di cui peraltro nell'archivio Amat non avevo documenti. E allora però, insomma, sapendo che comunque l'archivio di Stato di Cagliari aveva una grossa, insomma, quantità di documenti notarili, sono andata a cercare il notaio Sabater, che in effetti ha lasciato diversi protocolli, benché come tutti sanno, insomma, come sapete anche voi, prima del Settecento non esiste in Sardegna un'istituzione che conserva i documenti notarili. Bisogna aspettare le tappe di insinuazione per avere un'istituzione che ha come scopo precipuo quello di conservare i documenti dei notai e di registrare i documenti che i notai rogano di giorno in giorno, diciamo. Comunque la fortuna ha voluto che il notaio Sabater ci sia, abbia lasciato qualcosa e sia arrivato a noi, e attraverso le carte del notaio Sabater ho avuto la fortuna di capire che il notaio Sabater si serviva per i suoi atti di un altro notaio suo contemporaneo, perché ovviamente non rogava gli atti che lo riguardavano direttamente. E quindi la fortuna di sapere che il notaio del notaio Sabater era il notaio Ordà. E attraverso questi documenti del notaio Ordà, la fortuna ancora, perché questi sono casi, forse questo è il caso più unico che raro, perché io non conosco, almeno nella lunga diciamo teoria di atti notarili, non conosco un caso simile. Il notaio Ordà, avendo come cliente un notaio che appunto faceva atti continuamente, quindi faceva, diciamo, negozi giuridici continuamente, aveva riservato a lui un intero protocollo. Cioè il notaio Ordà teneva fra i suoi atti un intero protocollo che era proprio dedicato al notaio Sabater. E quindi ecco che chiaramente davanti a queste centinaia di carte che riguardano il notaio Sabater ho potuto scoprire come di giorno in giorno lui facesse continuamente dei contratti con massai, per esempio, o con muratori, perché l'isola di San Simone diventa, diciamo, un luogo diciamo dell'anima forse del notaio Sabater, e lì è quello il luogo dove lui allevava il bestiame, e quindi c'era il pascolo, c'era il bestiame, e il posto dove aveva deciso di costruire una casa. Ovviamente parte della casa sicuramente era destinata a magazzino, ma voglio pensare che il notaio Sabater ci passasse anche parecchio del suo tempo, perché è molto preciso, perché questi atti sono continui per un certo periodo, diciamo dal 1567, anno in cui viene definito, come Stefano ha definito Mimmo Corte, signore dell'isoletta di San Simone. Nel 1567 il notaio Sabater viene definito signore dell'isoletta di San Simone proprio dal procuratore reale, che ha una importanza e una assai rilevante, perché significa che l'isola di San Simone non era un'isola che facesse parte del demanio regio, perché il procuratore reale lo chiama proprio signore dell'isola di San Simone. E dicevo, il notaio Sabater appunto fa costruire 3 stanze e
un corridoio presumibilmente e fa costruire poi le volte grasse e la scala, segno che appunto copriva con le volte questi locali, forse su preesistenze romane, puniche, insomma non sappiamo, tutto da studiare, le fa coprire e fa fare una scala perché evidentemente aveva intenzione di costruire in alto almeno un primo piano, e questo primo piano però noi non sappiamo se l'avesse costruito, perché poi quando muore della casa c'è una descrizione che non sembrerebbe far pensare a una costruzione del primo piano, quindi come una storia interrotta. Sicuramente il notaio Sabater, oltre all'allevamento, aveva pensato di dedicare, diciamo, la terra dell'isola di San Simone a un grandissimo vigneto, appunto aveva costruito una cantina che presumibilmente serviva per contenere il vino, e questo vigneto in effetti si può seguire nella storia appunto attraverso i successori del notaio Sabater sino al barone di Sorso, quindi dal 500 all'800 abbiamo la testimonianza dei documenti che ci fosse un grandissimo vigneto. Il barone di Sorso mi pare che fosse un inventario del 1822, mi pare che appunto in questo inventario del barone di Sorso fossero citate 22.000 piante di vite, quindi un vigneto particolarmente importante, che giustifica l'importanza della cantina del vino. Sappiamo anche che nel Settecento in un altro inventario c'erano 25 botti, quindi insomma una cosa di tutto il rispetto. La vicenda successiva al Sabater, ma potremmo poi parlare della vicenda precedente che è ugualmente interessante, è questa, partendo da un fatto che lo stagno diventa praticamente un bene demaniale nel 1339. Ma l'isola di San Simone non è un bene demaniale perché il giudice Orzocco Torchitorio nell'XI secolo l'ha donato all'arcivescovo di Cagliari, e l'arcivescovo di Cagliari attraverso diversi passaggi sostanzialmente lo dà ai Vitorini e poi se lo riprende. Però il problema si pone fortemente alla metà del Settecento, quando il fisco cerca di riacquisire i beni che erano stati del notaio Sabater e che per diversi passaggi erano arrivati a Michele Serveglion e poi Vico. E Vico, che non erano discendenti del notaio Sabater e quindi non avrebbero avuto titolo per avere diverse cose che possedevano. Una era l'isola di San Simone, le altre erano le isole Isca de Ois e Sagoa, che erano proprio all'imboccatura o nel delta del Rio di Utta, perché anche quelle erano appartenute al notaio Sabater che naturalmente le faceva gestire dai pescatori, perché servivano per la pesca. Insomma, nel 1768 incomincia questa causa e il procuratore anzi l'avvocato fiscale patrimoniale, riesce in un certo modo a dimostrare che le isole di Isca de Oi e Sagoa e quindi le bocche del Rio di Utta erano del fisco, ma non può dimostrare che l'isola di San Simone potesse tornare al fisco, perché l'isola di San Simone non era, nel momento in cui lo stagno era diventato, diciamo, proprietà del demanio,
l'isola di San Simone era già di altra proprietà, quindi l'isola di San Simone rispetto alla storia generale dello stagno ha un'altra storia, e sostanzialmente prima dell'arcivescovo poi diventa privata, ma non è mai appartenuta al demanio regio. È vero che il Sabater, quando chiede di poter pescare, di fare dei lavori nell'isola per poterci pescare, è obbligato a pagare la quarta al fisco, e questo è un altro elemento interessante, cioè il notaio Sabater, che aveva l'isola ma che vuole affondare delle balze d'acqua per poter fare entrare il pesce, come dice il documento, deve pagare, diciamo, un censo annuo per il pescato e la quarta parte del pescato al fisco. E questo è un altro elemento. Mi pare che un altro elemento che su cui forse, se non sono troppo in ritardo però, posso dire altre due parole, a proposito del notaio Sabater e a proposito dei suoi successori che ho citato. Mi pare interessante capire questo notaio, al di là del fatto che fosse il signore dell'isola di San Simone, è emblematico di una, diciamo, di quella middle class cagliaritana, quella borghesia accolta cagliaritana cinquecentesca, che ha studiato e che fa quindi le professioni diverse. La Cagliari cinquecentesca era ricca di avvocati, no? che avevano studiato, eccetera. Il notaio Sabater fa parte di questa classe, di questa borghesia accolta. Però, diciamo, l'orizzonte economico di questa borghesia allarga, diciamo, la borghesia si vede che allarga i suoi tentacoli o comunque i suoi interessi in zone diverse, anche se possiamo ritenere dello stesso livello sociale. Il notaio Sabater è quello che compra la scrivania della procurazione reale, cioè compra sostanzialmente i diritti e quindi le entrate della procurazione reale. Siccome la procurazione reale è quell'ufficio che fa le concessioni demaniali, chiaramente c'è un ritorno. Questo gli serve non tanto perché è un affare, poi la rivenderà e non ci guadagnerà molto, ma perché entra in contatto con quella borghesia, diciamo quegli ufficiali reggi importanti come era il procuratore reale, che gli permette di fare un salto di qualità. E infatti la figlia si sposerà con Nofre Fabre di Char e il figlio della figlia sarà a sua volta procuratore reale. Quindi non soltanto i diritti della procurazione reale, che era molto meno, ma addirittura il funzionario reggio, uno dei più alti in grado che ci fossero in Sardegna, che amministrava i beni demaniali. Poi successivamente vediamo l'imparentamento con i Castelvì e con i Cerveglion, che sarà poi Marchese di Conquistas e quant'altro, e quindi diciamo che l'intuito del notaio Sabater, che da notaio riesce a entrare in ambienti più importanti, più vicini alla corona e nello stesso tempo più importanti, e quindi questo imparentamento con famiglie magari di sua nipote, però lui ha posto tutto, ha creato insomma il sentiero perché ciò potesse avvenire, è un altro di quegli elementi che si possono cogliere, diciamo, nelle relazioni e soprattutto sociali, insomma, nella società cagliaritana dell'epoca, che mi sembra particolarmente interessante. Credo di aver parlato forse troppo, io vi ringrazio ancora
e basta.